Come no? Siamo fatti le foto. Allora usciamo. Ti può occupare, la mia mi prende. Facciamoci la foto. Dai, la foto. Com'è? Dai Ale. Minchia, fate la scala. Prego. Buona domenica. Anche a te. Ascolta. Poi, chi c'è? Ragazzi alle Non c'è più nessuno. Allora usciamo. Alle 2 si Tu mangia. da stare ferma con la telecamera, capiste? Mi figlia la mamma mia. Sono finiti i tempi di mangiare Dopo la foto, insieme ma a come tavola. l'hai vista da fidanzata? No, la fidanzata viene stasera, ma va via mercoledì. Senti un po'. Vado a prendere le mie giunte, va bene? Che cucinate? Fabri, non ti fare problemi, tu lo so. Va a prendere la mia mano. Ma scende a Mazzara. Sei a Michelle, lei a Michelle. Che fa? Lei scende a Mazzara? Lei scende a Mazzara? Cosa c'è ora? Nessuno fa le foto, no? No, soltanto loro, il mio collega. Poi adesso poi più tardi vengono i suoi figli e facciamo una Va bene, allora saluta, dai. Ciao. È troppo furba, ma io se lavi di presenza la fare. È con un'altra persona pure, però non è di fuori. Ma paese. Una è di Giava, ma l'altra no. È di fuori. Perché non sapeva, io sì, come io non sapevo che sto bene, mi dice tutte serate. Ma ora si muore l'estate, ma che c'è? Mai chiamano. Ma io non sapeva niente, che sa tutte queste cose, se io sapevo di prima, poi morissero e ci si è pigliato. Mi fai le ombre. Ok. Ora una singola, dai. Ci dici, mica mi presa fatta così. No, sono le mie sue. Ok, Angela. Ok. Ok, grazie. Giusì. Ragazzi, via con la pasta. Come stai? Ah, come stai tu? A posto? Dove sei tu? A Corsera siamo. E che fai? Niente, siamo seduti in panchina. Che ridi che hai? A mare c'è aiuto sì? C'è aiuto a mare? Ma vedi i nomi dei vecchi, Sì, sì, e tu vedile il video. Ah, ma perché tu non vedisti no video? Sì. Bello è. Sì, però ti guardi dopo che bello il paese. La foto però davanti agli strumenti. No, poi si deve fare tu, poi dai, quello che... C'è Chicago pugliese o... Maria! Avanti, a corto, vai. Avanti, volta, l'ultima Maria e vai. Vamos. E poi l'ultima? A posto. Maria! A posto. Maria, lascia il vestito che sei più bella col vestito. Ok, grazie. Ah, stamattina mi sono... A cominciare. Buonasera a tutti. Ah, buonasera a tutte. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutte. Guarda il microfono. A stamattina. Buongiorno a dire. Buonasera a dire storario. Pronta?
Buonasera a tutte. A stamattina mi sussive, aveva due foto che c'è una coggio. Mi piglia tutto l'umidità tutto qua. Poi a sera mi assetto, o fisco mi piglia tutto qua. E per l'umidità tutta ciunga, tutta chinata, ma mi posso riminare. Perciò io voglio fatti, se qualcuno si fa buono, tutto un messaggio fare una coggio, voglio fatto nei spaghi, nei piazza, nei cosci, nei ame, però l'affare voglio messo tutto fango, poi tutti i creme, nei cosci, però a essere buono, no? Fiacco, però va a chiamare. Se c'è qualcuno, sape fare, io certo li faccio buone. Io li faccio buoni i messaggi, li faccio una coggio, nei spaghi, li faccio qua, li faccio nei cosci, tutti ne ame, certo io li faccio buoni. Io li voglio fatti buoni. Io li voglio fatti buoni. Se c'è qualcuno, li voglio fatti buoni messaggi, no coggio, perché non mi dà tutto qua, mi sono sive, mi fa matto coggio, voglio fatti una coggio. Io a Rosaba ci ha fatto belli, che danno i messaggi ci ha fatto, ci ha messo i cremi e idea contentuna e felice. E io li voglio fatti buoni, con tutti i messaggi voglio fatti buoni, no coggio, però avrei uno che sa fare buoni, se no io non arresto, voglio mi sottofare qua, no coggio, nei spadi, nei piazza, nei cosci, nei ame, tutto qua, nei cosci qua, nei ame, pure nei pere, se mi viene, però così io e mi rilasso, va, e poi mi mettete, appena levato tutto fango, mi mettete a crema, di chi dà buona, però è da chiamare, perché io mi aspetto. Avete a mannare chi c'è le mele. Mi fa confondere. Le mele. Mannate le mele. E io mi rispondo. Voglio messaggi fatti buoni, messaggi li voglio fatti buoni. Se uno si è fiacco, niente. Mi raccomando, me la va a fare buoni. Poi mi mettete che faccio pure una faccia, pure i prodotti, tutto quello qua. Così sogno un'altra. E così mi sento buona, mi sento bella rilassata. Per ora sogno tutta scoppiata, tutta dolore. E la gente dice sei giovane, non sa che sogno giovane, ma che buono. Mi raccomando, chiamate. E le voglio fatte buone. No, voglio messo tutto fango, tutto allippato così, tutte allippato, come a pittura, a pettare a così. Io sogno tutta scioppiata, però mi da fare bello, tutti i messaggi voglio fatti, i messaggi buoni voglio fatti. Tu no coggio, nei spadi, nei piazza, no, come a pittura. Li voglio fatti buoni, mi raccomando. Facetemi sentire. E mannate che c'è le mele, mannate. Mi aspetto. Ciao. Tommaso, parlaci un poco di te, come conduci questa vita in questo appartamentino che c'hai in questa casetta? Allora, posso parlare una cosa, chiaro? Tu intanto vivi con gli animali. Io vivo sempre con gli animali insieme, già da tanto tempo, perché animali ti danno più gioia come persone, la prima cosa. La seconda cosa è la mia grande cagnetta Chiara, si chiama Chiara, è nera, non ha importanza, ha ora 12 anni e sono insieme con me da 11 anni. Io non hai trovato, questa cagna hai trovato me tanti anni fa. Possiamo dire che questi animali sono la tua famiglia? Queste sono di più della mia famiglia. Di più della tua, esatto. Io non posso fare oltre. Va bene, hai ancora famiglia in Germania, dove io nato. Solo una cosa importante per me, io non posso lasciare più l'Italia, certo, o Sicilia. Va bene, io sono tranquillo, hai tutto documenti. Sì, sì. Solo senza di loro io non posso vivere. Certo. Questa è la mia
qualcosa. E tutti gli altri animali sono arrivati dopo con un altro senso e questo e io non posso lasciare, Certo. specialmente la mia grande, Logico. hai capito? E questa è una cosa dentro in cuore. Amici, Tommaso, conosciuto da tutti qua a Marsala come Garibaldi, ha 58 anni, ha la sua famiglia composta dagli animali, da cagnetta, Canette, gatti, tutto. esatto, che sono la sua famiglia. Aiutiamo Tommaso, 58 anni, che sta a Marsala, è una persona con sangue nelle vene, aiutiamolo. Grazie. A posto. Allora, non abbiamo ancora finito. Ovviamente ci troviamo a Marsala che abbiamo intervistato il nostro Tommaso, conosciuto da tutti come Garibaldi. Ma ora io a Tommaso gli voglio chiedere una cosa, gli voglio fare una domanda importante. Come mai una persona di 58 anni come lui si trova a vivere da 25 anni in mezzo alla strada? Allora Tommaso, come mai hai fatto questa scelta tu di vivere in mezzo alla strada? Sì. O che cos'è che ti ha portato a vivere in mezzo alla strada? Hai avuto qualche delusione? Hai avuto qualche... Molte cose sono successe tanti anni fa. E io sono scappato perché io non voglio mi lasciare di nuovo arrestare. Hai fatto molte cose in Germania, va bene. Solo una cosa chiaro, non volevo più. Per questo io sono scappato. Hai lasciato tutta la casa, arredato. Tu molti anni fa stavi bene tu, È finanziariamente? stato bene, molto Lavoravi, stavi bene, avevi una casa tua, una famiglia? tutto. Solo quando succede una Cioè, hai avuto cosa, problemi con la giustizia praticamente? giustizia. Solo io l'ho detto a me stesso, no, basta. Esatto. Per questo io l'ho buttato tutto a terra, non volevo Hai più. voluto cambiare? È cambiato. Così io sono entrato in Italia. Parliamo 25 anni fa. Sì. Tu sei originario di? Tedesco, Tedesco. vicino a Stuttgart, io parlo così. Quando sono arrivato... Comunque, oggi come oggi parlano bene della Germania, dice che in Germania si sta bene, una Sì, volta forse sì. si stava male. No, anche in quell'epoca è stato Si stava buono. Anche quando sono la vecchia valuta come in Italia. Sì, sì. Io parlo solo una cosa. Quando io sono arrivato qua non hai parlato italiano, non conoscevo neanche una parola. Sì. Altri vagabondi mi hanno insegnato molte cose. A parlare italiano. Non Quindi solo ti hanno per- aiutato. Non solo per questo, anche per sistemarmi e questo o questo. Poi ho lavorato quasi per 7 anni, non parlo da dove, Hai lavorato sempre qua in Italia. sempre in Italia per 7 anni e va bene, anche io con questi 7 anni vivevo molto bene. Sì, sì. Avevo una casetta sistemato io da solo e poi anche questo è crollato e è andato di nuovo, fatto di nuovo giro Sì, sì. e fino venuto a Marsala. Sì. E ora io non mi muovo più perché Anche perché Marsala ti piace. mi piace non solo un... Ti sei affezionato magari alla gente, agli amici. molte La gente ti ha cose. preso a cuore. Sì. E tutti parlano, Tommaso, come stai oggi? Questo. Sì, sì. Allora io non lascio più questa città, io non lascio più. Ormai è la tua città. Questa ora, la mia città, io l'ho detto anche ai miei amici, uno vive in Campania, l'ho detto chiaro, succede qualcosa, io muore, va bene, lasciatemi su questa terra. Esatto. Giusto. Lasciatemi in questa terra. Tutta la Marsala, Ti piace Marsala o i marsalesi di più? tutta la Marsala. Tutto. Sia Marsala che i marsalesi. Sì.
E mi pare giusto. Perché io non faccio cambio, Sì, non hai fatto mai in vita mia. sì. Quando io parlo una cosa, io parlo giusto e chiaro. Potete fare come volete. Va bene Tommaso, ti ringrazio. In bocca al lupo. Ciao Tommaso. Ti ringrazio anche a te. Oh yeah!